Però sai, siamo anche in distanza, comunque dai, l'ho alzato un po'. Ma secondo me sono bravi. Ecco, poi pianoforte Ricky, dai, tacca adesso, pronti? E mentre tu continui ad invecchiare coi giovani di oggi che non riesci più a capire, che se ne fregano perfino del tuo impegno sindacale e cantano Dio salvi la regina fascista e borghese. E mentre tu continui ad invecchiare, tua figlia sta con quell'idiota che non puoi vedere. Lei dice che sei prevenuto e che non vuoi capire. E forse avrà ragione lei, chi lo potrà mai dire? Ma intanto tu continui ad invecchiare, sempre convinto che gli anni migliori debbano ancora venire e che le leggi sopra il concordato si possono abrogare. E intanto Marta è andata a scrivere la bambina dalle orsoline. E mentre tu continui ad invecchiare lentamente, il mondo gira sempre più veloce, non si può fermare. Sei tu che devi accelerare, amico, lui non ti può aspettare. Questo purtroppo, signori, è uno dei piccoli difetti dell'industrializzazione. E intanto tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente, con la pacca sulle spalle del tuo bravo direttore, che la pensa esattamente come te sopra i problemi di politica generale. C'è solo un piccolo accento diverso per quello che riguarda il problema della disoccupazione. Suo figlio ha l'impegno statale e tu non trova da lavorare. Ma tu continua pure ad invecchiare, convinto, sì, convinto che il partito è l'unica soluzione.